Allora, buonasera. Questa sera abbiamo con noi Franco Borgogno per la nona delle 10 lezioni. Il titolo della sua lezione sarà l'interpretazione in una personale prospettiva di campo. Io, se tu sei d'accordo, Franco, faccio scorrere il testo man mano che tu lo presenti. Se però tu vuoi avere un ritmo diverso, mi dici di No, fermarmi no, e va io bene. direi che essendo quasi le 9:30 partiamo immediatamente. Sì. Salvo fare prima un ringraziamento a Franco per la sua disponibilità a portarci il lavoro di stasera. A te la parola. Allora dimmi tu quando Sì, vuoi che io metta il testo. ma io prima Prima volevo volevo ringraziare te, ringraziare te, Patrizio, Patrizio, e insieme e a te insieme a te il il Centro Centro Veneto Veneto per per avermi avermi incluso incluso nei nei personaggi personaggi di di questo questo vostro vostro gruppo gruppo di di seminari. seminari. Va bene. Esporrò in queste pagine il percorso analitico ultratrentennale di Mirko, un paziente multitraumatizzato, portatore di una sofferenza ai confini dello spettro autistico. Dopo aver specificato che cosa intendessi sin dai tempi del congresso di Rimini del 1994 per personale prospettiva di campo, presenterò 3 momenti cruciali della sua analisi volti a far vedere come abbia messo in pratica dal punto di vista clinico siffatta prospettiva in ognuno d'essi, sino all'inaspettata conclusione del trattamento a causa di una grave sclerosi multipla e alla sua trasformazione in un rapporto amicale interumano in cui ha con evidenza dato i frutti il precedente impegno elaborativo dell'analista e del paziente. La prima parte di questo lavoro è una rielaborazione ampliata della relazione immagine e pensieri dal campo letta al 10° congresso nazionale SPI, la risposta dell'analista e le trasformazioni del campo. Questa parte è stata originariamente pubblicata nel 1997 nel libro di Gaburri Emozione e interpretazione, psicoanalisi del campo emotivo. A prova di come un buon lavoro analitico continui a lavorare nell'animo delle persone coinvolte, producendo ulteriori trasformazioni, porterò a conclusione il resoconto della lunga relazione post-analitica fatta di messaggi di svariato argomento. Un momento, si è disattivato l'audio, per piacere riattivalo. Devi riattivare l'audio. Ecco, perfetto. Dove ero arrivato? A prova di come un buon lavoro analitico continui a lavorare nell'animo delle persone coinvolte, producendo ulteriori trasformazioni, porterò a conclusione il resoconto della lunga relazione post-analitica fatta di messaggi di svariato argomento, più una speciale lettera email inviatami da Mirko lo scorso Natale, a cui farà seguito un post-scriptum finalizzato a una riflessione attuale sul testo presentato, con l'aggiunta di riferimenti bibliografici nuovi che credo permettano di capire meglio i processi e le funzioni psichiche
da me messi in luce nelle diverse parti di questo lavoro. Premessa: la mia prospettiva di campo. Prima di addentrarmi nei vari periodi dell'analisi di Mirko, come sopra ho premesso, vengo subito a indicare che a partire dalla mia relazione al Congresso di Rimini, definendo il campo come l'ambito delle condizioni necessarie perché possano aver luogo interpretazioni significative per la coppia analitica, traducevo questo intendimento nella clinica lasciando che il campo parlasse, per poi interrogarmi solo in un secondo tempo sul senso del discorso che si era attivato e sul perché si fosse realizzato un certo movimento mutativo nelle sedute. Nel procedere in tal modo preciso che avevo in mente soprattutto i seguenti aspetti. Primo, che un'interpretazione degna di questo nome dovesse essere preceduta da un'incubazione pre-riflessiva e preconcettuale che inconsciamente la prepari. 2. Che nell'analisi i soggetti del discorso e i suoi significati non è possibile individuarli tambur battente, giacché si fanno riconoscibili quando le cose vanno bene unicamente nella continuità dell'interazione libidico-affettiva inconscia fra paziente e analista e dopo un consistente impegno elaborativo da parte dell'analista. 3. Che questo campo di risonanza inconscia, sovente indistinta per un periodo temporale a volte assai esteso, è un transito basilare per giungere alla separatezza comunicativa che consente di condividere a parole i segnali e i messaggi interazionali nei termini di quella dinamica intrapsichica che, come sappiamo, è il fine elettivo dell'esperienza psicoanalitica. Un fine realizzabile solo dopo un corposo ascolto, teso a rendere le complesse realtà del paziente vivibili e perciò progressivamente pensabili. 4. Che l'analisi, nel suo voler espandere il posto per l'altro, non può che partire da tutte quelle sensazioni, emozioni, idee che al momento in cui sono sperimentate sono ancora anonime e prive di pensatore, provenendo spesso da epoche e spazi ignoti ai due membri della coppia analitica che possono esserne i veicoli. 5. Che non di rado l'uscita da questa condizione arriva da metafore iconografiche visive che, se nell'immediato suonano rozze e azzardate, sono già di fatto il risultato dell'essersi generosamente messi in campo senza paura di perdersi, come farò vedere nel primo frammento che mi accingo a presentare, eppure il risultato dei processi di reverie e di lavoro del sogno descritti da Bion a fine anni 50, ma per molti versi già anticipati da Marion Milner. Nel testo originario paragonavo queste metafore ai paesaggi di campagna e di collina toscani o delle Langhe o del Monferrato, che a un primo sguardo possono sovente apparire naturali e incolti, mentre di fatto sono l'esito della più che secolare mano dell'uomo. Oppure, nel caso risultino trascurati e lasciati andare, possono in realtà essere stati messi recentemente a riposo per un loro futuro rendimento ottimale,
non palesando di conseguenza per questa ragione tutto il lavoro che già vi hanno svolto il contadino, il terreno e il seme. Premetto anche che oltre a Ferro, che è il capostipite di questi tipi di studio, è Civitarese l'autore che più di recente li ha esplorati e approfonditi. Di qui in avanti riporterò, fra virgolette capitali, l'esatta trascrizione dei 3 testi originari a cui mi riferisco. Il lavoro pubblicato in Gaburri nel 97, Psicoanalisi come percorso, e un mio lavoro scritto con Vallino. Il non virgolettato con le capitali è una parafrasi di quanto è presente in questi stessi testi. L'applicazione della mia concezione in 3 periodi cruciali dell'analisi di Mirko. Mi riferisco al lavoro pubblicato in Gaburri nel 97. Illustrata per sommi capi la mia concezione di campo analitico e interpretazione, passo senza indugio a dire perché Mirko si è rivolto a me. Figlio di una tribù nomade dell'Europa dell'Est che perseguitata ha dovuto stanziarsi tra Istria e Croazia e in seguito migrare in Italia, Mirko, che si sente sempre sradicato e fuori posto e al contempo stupido e imbecille, venendo davvero preso come tale in più circostanze. Lo psichiatra, ad esempio, a cui si riferiva nei primi anni del nostro incontro, persona preparata e intuitiva, lo giudicava così, diagnosticando l'affetto da vacuità oligofrenica, per cui dissuadeva me e lui dal farci illusioni e nutrire speranze circa il risultato del trattamento. Ritorno a Mirko. Mirko mi chiede aiuto a causa di un grave incidente appena occorsogli. Nel posteggiare l'auto in garage era uscito nella discesa a vedere di chi fosse l'ombra che gli aveva sbarrato la strada, ma drammaticamente non aveva inserito il freno a mano e poiché il suolo era ghiacciato, la sua auto l'aveva investito lesionandogli seriamente la spina dorsale. Per inciso, se l'incidente aveva reso evidente che questa persona mancava di una struttura ossea per poter stare in piedi e muoversi come individuo nella vita, vera in lui, ben al di là delle conseguenze fisiche e psichiche dell'incidente, una menomazione psichica profonda derivante dalla primissima infanzia. Ciò che qui metterò a fuoco risale ai suoi 35 anni. Oggi Mirko si avvicina ai 70 anni e si riferisce agli inizi della sua analisi vera e propria a 4 sedute, successiva a 3 anni circa di una psicoterapia anch'essa nomade, dal momento che il paziente, per motivi di salute ed economici, non era in grado in quel periodo di mantenere una continuità delle sedute e una medesima posizione all'interno del mio studio. Non poteva in pratica sovente stare seduto, ma solamente sdraiarsi o rimanere in piedi, talvolta camminando, per cui fu un passo importante in quella fase riuscire a conquistare la possibilità di sedersi davanti a me e parlarmi. Iniziò a fare dalle 2 alle 3 sedute alla settimana. Rileggendo oggi il caso di Mirko, questo mi sembra emblematico della lacerazione dei profughi che, espropriati dalla propria patria, devono forzatamente cambiare lingue e usi
con non poca sofferenza e conflitto. Ecco il frammento a cui mi riferisco. Ancora estremamente dolorante e in una condizione pressoché permanente di acuta vulnerabilità, frustrazione e incattivimento, seppure già contenuti rispetto ai primi tempi iniziali, si era nel frattempo lavorato e aveva un lavoro saltuario che svolgeva quando il suo stato fisico e mentale glielo permetteva. Mirko porta un sogno dove un aereo Concorde, nel tentativo di scendere in mezzo a una città, vola sempre più vicino alle case finché si schianta a terra. Dall'aereo escono molte persone, fra cui un drappello di nazisti. Il paziente, insieme a un amico, si rifugia in un bosco a osservare gli eventi e vedere il da farsi. Il sogno, come era suo stile, viene raccontato a spizzichi e bocconi fra 1000 sospiri e numerose pause. Dopo un primo desiderio di narrarlo, le associazioni vengono da Mirko inframmezzate al sogno e per questo sono poco intelligibili. La lentezza esasperante, altrettanto esasperante, è la sua distraibilità. E in aggiunta, in parallelo a un formale ossequio zelante e superficiale, si percepisce un'esplosività carica di persecuzione. Io so che il paziente testardamente vuole a ogni costo dire tutto ciò che ha in mente, anche se per lui il farlo è un'operazione assai combattuta e dolorosa, piena di spostamenti che appaiono non aver senso. Questa è un'altra forma di nomadismo. Attendo per vedere se inserirmi e come inserirmi di fronte a lui che mi guarda, per testare se veramente sopporto il suo incessante peregrinare ideativo, pronto a dirmi al più piccolo movimento, magari di un piede, che lo rifiuto e gli sto dando calci. Quando Mirko, finito tutto il suo discorso, tace con un'espressione non verbale del tipo «Ma che me ne faccio di tutta questa fatica che ho fatto?» Gli dico già, qui casca l'asino». Comunicazione a cui lui, quasi insultato, insorge con violenza. «Lei dell'asino non me lo dà». Mi sento molto dispiaciuto perché la mia intenzione era condividere il suo travagliato arrancare nelle associazioni al sogno e non restituirgli la rabbia e l'esasperazione che aveva creato nella seduta fino allo sfinimento di entrambi. Gli dico quindi di averlo così ferito, che mi dispiace di averlo così ferito, che può darsi che io abbia quest'idea che lui sia un asino e che forse in seguito ne capiremo di più. Aggiungo che asino per lui è uno che non conta niente, è stupido, uno che non va ascoltato, mentre io avevo in mente coscientemente che lui si sentisse a terra dopo un enorme sforzo e che fosse questo il punto a cui lui stesso era arrivato in quel momento della seduta dopo il racconto del sogno. Il paziente è colpito dal termine a terra e sente riparata l'offesa, cominciando a riconoscere la cospicua fatica che fa e il violento dolore che l'accompagna, muti nella loro fino ad allora inelaborabilità. E per questa via, imprevista in quella particolare seduta, che si verrà ad articolare una nuova configurazione del campo, e l'asino nel tempo ci permetterà di accamparci e di uscire dal bosco in quanto metafora fertile che darà spessore e vigore al nostro incontro, poiché non si è limitata a rinvenire un significato
significato, ma si è aperta alla significatività affettiva dello scambio, inaugurando un'area di novità pur nella continuità e fungendo da felice ponte simbolico. Un ponte simbolico che univa insieme in un'unica espressione e già quiccasca all'asino i vari dolori del paziente, disinnescandone la precedente alta pericolosità e minacciosità, tanto che gradualmente, raccontata da lui, farà capolino la sua mortificante storia di profugo e di esule che riprenderò nel secondo frammento. Questi sono i vari dolori del paziente, la spinente sofferenza corporea, la testardaggine da somaro con cui si atteggiava venendo spesso preso per una persona debole di mente, il suo profondo percepirsi in famiglia e al lavoro come una somma da carico che tale deve essere per sopravvivere e avere un posto, l'essersi sentito respinto e cacciato dalla madre dopo la gravidanza e anche alla pubertà adolescenza, quando erano iniziati i suoi primi movimenti di individuazione e di autonomia. Ma veniamo adesso a come l'analista trovò quest'immagine e a come si comportò sia dopo averla trovata, sia di fronte alle prime reazioni del paziente quando la comunicò a lui con intenzioni per lui partecipative. La risposta emozionale che egli in quell'occasione veicolò nel suo atteggiamento interattivo e lo stesso processo interno da cui scaturì non furono infatti, dal mio punto di vista, elementi di contorno, ma ingredienti sostanziali per renderla, dopo un primo suo fraintendimento, assai gradita e remunerativa al palato psichico di Mirko. Due ingredienti soprattutto: la disponibilità che l'analista raggiunse in quel frangente nell'ascoltare il paziente, potendosi lasciare andare al va e viene imprevedibile, sorprendente e non lineare dei pensieri e delle emozioni, come scrive Gaburri. La ricaduta di questa sua aumentata disponibilità all'altro, che gli consentì nel rivolgersi a lui di fare ricorso a elementari risorse umane e non tecniche, insite nel suo patrimonio esperienziale di cura e soccorso del dolore e del bisogno. Avvenne in sostanza che un ricordo personale, distogliendomi per pochi minuti dal seguire il contorto e tortuoso incespicare del paziente, probabilmente anche per prendere fiato rispetto alla sua imperiosa e soffocante richiesta di attenzione, mi rinviò al gioco dell'asino vola, caro a me bambino, un gioco che si faceva negli spostamenti in auto per passare il tempo e lenire la lunghezza e i disagi del viaggio. Un gioco che consisteva nel rispondere affermativamente o negativamente a seconda che gli oggetti nominati, cose, persone, animali, potessero volare o no. Fu lì che comparve il qui casca l'asino, che poi disse al paziente, allorché il ricordo, riportandomi a lui, mi fece rivenire in mente, come spesso, questo gioco finisse in un senso di umiliazione e di fregatura per esserci nuovamente cascato. Qualcosa che rompeva l'armonia con cui l'avevo iniziato con molta gioia ed eccitazione, in quanto voleva dire che la mamma era in quel momento disponibile e di buon umore.
Devo a Stefano Lussana, il figlio di Pierandrea Lussana, il seguente suggerimento: che la nostra conversazione ha iniziato a prendere una piega diversa, facendosi più umana, quando, come in sogno, ho trasformato il sogno di Mirko dell'aereo che vola e poi crolla a terra nel ricordo del gioco dell'asino vola, un gioco dove al minimo errore e distrazione si poteva cascare a terra sconfitti e umiliati. Il ricordo, quindi, se formalmente mi aveva fatto allontanare dal qui e ora della seduta, misteriosamente mi aveva ricondotto attraverso un intimo e inaspettato contatto con gli affetti latenti e remoti che mi circolavano, mi aveva ricondotto a maggiore sintonia e simmetria partecipata, non assertiva, nei confronti del dolore e del carico che Mirko mi affidava. Arrivando coraggiosamente da me, da un mondo lontano e desueto rispetto al mio, ora divenuto assai più simile e comune. 1999. Questo secondo frammento è tratto da Psicoanalisi come percorso. Lo si trova nel 5° capitolo del libro e si riferisce al 7° anno di analisi, psicoterapia compresa. Meno angosciato e confuso, Mirko inizia a dar segni di interesse verso i suoi stati d'animo e verso i personaggi del presente e del passato che incontra nel mondo esterno e in quello interno. Io dal canto mio, ben conoscendo la sua suscettibilità, trovo un modo per rivolgermi a lui che eviti il più possibile attriti, offese e lo sproni a entrare in contatto con la sua estrema sensibilità facendola propria. È esattamente su questo aspetto che richiamo la vostra attenzione nel materiale che segue. Racker sottolinea quanto sia importante che l'analista vada oltre ciò che più smaccatamente in superficie, vedendo sia come dietro l'odio e l'oppositività più aperti si cela il più sovente un amore respinto e invalidato. Mirko arriva in seduta con un sogno in cui vorrebbe far chiaro nelle sue stanze. Ma tutti gli interruttori sono bloccati. Questa volta però riesce a muoversi e a uscire dal letto. Non vi sono i vecchi fantasmi che glielo impediscono, parti di me o di sé comparsi in vari altri sogni per minacciarlo di fronte ai suoi progetti vitali e al suo posto in circolazione, anche se è stremato ed esasperato da non riuscire a mettere in funzione gli interruttori e a sgrovigliarne i fili. Stremato ed esasperato lo è anche in seduta, ma pare acquietarsi dopo i miei piccoli commenti che gli dicono che possiamo anche stare al buio e che non vi è necessità di far luce subito, che gli dicono che si può lavorare nell'ombra e sulle ombre, rinviandolo a come io capisca il dolore e la ferita perché è stato cieco di ritornare improvvisamente alla luce e la difficoltà di farlo.
Mirko ritorna alla seduta successiva recando un altro sogno, in cui il fratello maggiore, che lo invitava alla competizione nel gioco del calcio, spesso disturbando con pallonate un gregge di pecore lì vicino, scavalca il filo spinato e si mette a seguire il gregge invitandolo a unirsi. E come associazione dice che ultimamente il suo compagno di ufficio, quello che gli insegna la struttura profonda dei programmi informatici a cui lavora, è particolarmente quieto e amichevole nel farlo, tanto che a sprazzi gli sembra di provare persino piacere, anziché quel nodo di tensioni che solitamente lo attanaglia e lo esacerba. Io sono rincuorato da questa affermazione e preso da coraggio con sfondo lievemente entusiasta, seppure non noncurante del paziente, incautamente accenno, parafrasando le sue parole, al maggiore benessere presente nella nostra relazione. Niente di straordinario, devo dire, ma con un di più di marca narcisistica che Mirko non manca di segnalarmi, rispondendomi che il collega di cui mi ha parlato talvolta insiste su osservazioni troppo dettagliate. Che sia diventato minimalista, io non so più in quei frangenti per chi parla il collega in questione. Per lui, per me, come prendere quindi l'aiuto che mi sta dando? Il materiale non necessita di un commento, se non per dire che in quella fase dell'analisi la troppa luce sfocava il paziente, perché incerto com'era nel suo germinale iniziare a guardarsi e vedersi, temeva di essere spento ed eliminato dallo sguardo verbalizzato dell'oggetto materno per come egli l'aveva per lo più esperito senza poterlo pensare. In particolare, questo oggetto avrebbe spento la sua esperienza ogni volta che la riconduceva a sé, cambiando il luogo e le persone specifiche a cui lui l'attribuiva, massificandolo, potremmo dire, se si considera il suo vissuto profondo. A quell'epoca anche interpretazioni sensibili su minimi suoi comportamenti e reazioni, che richiedevano tuttavia un pensiero da parte sua troppo riflessivo, lo rendevano futile, rabbioso e disperato, perché venivano sentite come una richiesta ad accordarsi al mio linguaggio e a impegnarsi per qualcosa che interessava a me e non si armonizzava col suo stato d'animo di ricerca di uno sguardo immedesimativo ed empatico che comprende nel senso letterale del termine e pertanto non ha bisogno di chiedere alcunché al partner. Soltanto più avanti venne il tempo per parlare degli aspetti anali narcisistici del suo comportamento dominato da un ossessivo attacco ai legami. L'averlo fatto prima non sarebbe stato da lui compreso, si sarebbe sentito colonizzato da una lingua straniera che gli avrebbe imposto un nuovo fardello da portare, richiedendogli soppressione e ritrattazione dei suoi diritti e della sua identità originale. I nazisti del sonno dell'aereo Concordi. Vorrei adesso, per concludere, a proposito di questo materiale, dire qualcosa in più sul seguire il gregge di pecore scavalcando il filo spinato. Le pecore, infatti, ritornarono subito dopo la ribalta, quando, in risposta al suo commento sul collega più anziano, divenuto minimalista, descrissi semplicemente con le sue parole
il tipo di mutamento di pensieri, emozioni, sentimenti che Mirko aveva provato sul lavoro, senza questa volta riportarlo a noi, a lui, ma aspettandomi che questo lo potesse fare lui. Con vividezza, a quel punto sospirò rilassato. Le pecore degli altipiani ricordava la passata annuale transumanza del suo popolo, fra noi ormai divenuta transumanza mentale. Per un non nulla si muovono compatte, mischiandosi fra loro ai più piccoli sussurri dell'ambiente circostante. Stemmo in silenzio per un attimo, ambedue agli altipiani, un'unica massa lanosa e calda in questo caso, non un cortocircuito dove un polo scarica l'altro. Una mente tra due internamente condivisa da Mirko e da me, non più presi dal dover essere forzosamente visibili. Come winnicottianamente ha scritto nel 75 Pontarì. Mi riferisco ora al 2005-2006, uno scritto che è stato pubblicato nel 2006 da me insieme alla Vallino. Questo terzo frammento più stringato risale a quando con Dina Vallino abbiamo scritto il nostro dialogo sugli Spolzintre, evidenziando come con questi pazienti, così fragili e vulnerabili, si debbano espletare non solo funzioni psichiche richieste da ogni analisi, ma pure funzioni sociali vere e proprie, che in passato sono concretamente mancate, in quanto bambini senza genitori che abbiano insegnato loro come provvedere a se stessi e occuparsi dell'esistenza nella sua globalità. Esempio di ciò lo si ritrova in un bello scritto di Pierandrea Lussana, padre, quando commentando il film di Vardà Senza tetto né legge, sottolinea il modesto servizio, anche invisibile, a cui deve attenersi l'analista coi pazienti severamente danneggiati nella loro specificità. Mirko è uno di questi Spolzintre, figlio, come ho già detto, di un trauma generazionale che ha portato il suo popolo e la sua famiglia a migrare fuori dai confini dell'ex Jugoslavia. Il suo clan originario, esule e diverso, lo era però già in precedenza, in quanto clan di ceppo nomade, ma questa loro diversità si è accresciuta con l'essere stati obbligati a divenire stanziali tra Istria e Croazia nel pieno della tragedia degli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Oltre a ciò, si deve tenere in mente che Mirko è anche stato un bambino con genitori giovanissimi, con un papà che non aveva la minima idea di che cosa fosse essere un padre e con una madre che l'ho avuto andando a piedi per chilometri e chilometri verso l'ospedale di Tora, arrivando con la stremata per partorire da sola in una condizione di desolazione e stanchezza. I genitori, quindi, nonostante fossero molto giovani, hanno in qualche modo provveduto a lui, anche se lui riconosce come vera figura genitoriale soltanto Barba Zinek, un vecchio prozio, parente di parenti, senza nessuno, che era una specie di famiglio di casa, incaricato in cambio di vitto e alloggio di svolgere lavori agricoli e di badare a uno sparuto gruppo di animali e a lui, a cui cantava
su questo ritornerò, fischiettandole nenie e filastrocche tipiche del loro popolo. Ma torniamo ancora un attimo all'esodo dall'ex Jugoslavia, in quanto essi finirono in un campo di raccolta profughi dalle parti di Venezia. I campi dei profughi non erano molto diversi dai campi di concentramento. Finirono lì prima di raggiungere Torino dopo molte altre diverse peripezie. Un esodo che non fu solo politico ma psichico, un esito patito molto dai genitori e ovviamente anche da Mirko. Nel frammento di cui qui vi parlo, il padre è morto e lui è andato a vivere nel condominio dove sta la madre, ma al piano di sopra, coabitando con un gatto, o per meglio dire, vivendo per il suo gatto. Se prima non si sarebbe sognato di occuparsi di un animale perché si muovevano troppo improvvisamente, ora il suo coinquilino si è trasformato in un compagno di primaria importanza, attraverso cui ha imparato, giorno dopo giorno, a venire in contatto con i propri bisogni, primi fra tutti quelli sociali. In un primo tempo ha tentato di educarlo alla spartana, ma presto sono sopraggiunti i bocconcini prelibati e anche le assolutamente necessarie ore d'aria in cortile, poiché i gatti sono curiosi e hanno bisogno di libertà e di frequentazione dei loro simili. Attraverso il gatto siamo anche giunti a iniziare a esplorare la sua sessualità. Mirko, infatti, osservava come al mamma del gatto facesse rapidamente seguito un affannoso ronron in cui tutti i sensi erano coinvolti. La vista, il tatto, l'oralità, a cui si accompagnava l'erezione e un frenetico tentativo di monta. L'osservazione di come lo stare attaccato al gatto, del gatto, sfociasse nell'erotizzazione della sua soddisfazione orale, di come la fame e l'appetito sessuale fossero direttamente connessi, aprì nelle sedute la possibilità di parlare della sua completa inesperienza riguardo al rapporto con le donne. Sfortunatamente, tuttavia, uscito dal suo carcere psichico, Mirko si è ammalato di sclerosi multipla progressiva e lì è iniziato un nuovo calvario, in tutti i sensi anche per me, poiché io notavo un peggioramento nella sua deambulazione e glielo facevo presente, ma lui non intendeva vederlo come realtà del corpo. C'erano per di più a complicare la faccenda i postumi dell'incidente e il fatto che Mirko, quando è arrivato da me, camminava in punta dei piedi, comportamento a cui qua e là era saltuariamente ritornato nei momenti difficili della sua analisi della vita, riprendendo a usare questa modalità ballerina e claudicante d'ingresso in seduta e nel suo modo di parlare. Quando poi si è finalmente deciso ad andare a fondo della cosa con visite mediche, più e più volte ha continuato a portare i medici non specialisti a cui si rivolgeva a confondersi, a tagliare corto con i suoi sintomi, sì che per un robusto periodo questi sintomi sono stati scambiati per postumi dell'antico incidente e niente di più. Io non ho in ogni caso desistito dal dirgli che doveva rivolgersi ai medici specialisti,
perché il peggioramento della deambulazione era troppo evidente. Questo periodo l'abbiamo chiamato quello della torre. Cosa? La menta? Buona, eh? C'è qualcuno che ha il microfono acceso, per piacere va spento. Ma perché c'è il cioccolato? Questo periodo l'abbiamo chiamato quella della torre di Pisa pendente 2, l'avevamo già usato nel passato. Camminava storto, non c'entrava la porta, l'aprivo tutta perché non vi sbattesse contro. Ma le torri di Pisa umane, gli dicevo ricorrentemente, fatalmente prima o poi possono cadere, cosicché di lì in avanti è pian piano entrato in scena come argomento non marginale la morte, e con la morte il pensiero che il tempo non dovesse essere più sprecato e che non si potesse di conseguenza più rimandare la comunicazione intorno ai legami e la condivisione di momenti di affettuosità e di rimpianto. L'evoluzione dei messaggi mail inviatimi da Mirko dalla fine dell'analisi sino alla toccante lettera dei primi di dicembre 2021 in cui divento dottore e non più professore e carissimo anziché caro. Finita ho torto collo l'analisi poiché non più in grado di raggiungermi né tramite l'affitto di una macchina speciale né accompagnato da un operatore del servizio disabili, Mirko con dispiacere e lutto accetta all'incirca nel 2014-15 di lasciare l'analisi e seppure gli avessi proposto di ritrovarci una tantum se se la sentiva, non lo vedrò più di persona tranne un anno e mezzo fa, quando fui io ad andare sotto casa sua per dargli l'illusione di osservare ultime edizioni di Rosenberg-Sellier, un libro a cui teneva molto, in quanto unico libro mio che non possedeva, libro per lui particolarmente rilevante, dato il suo essere fisico e studioso di fisica. Mirko in quest'ultimo periodo aveva iniziato a leggere tutti i miei libri, riportandomi sistematicamente nelle sue missive i suoi pensieri riguardo ciascuno d'essi. Fu questo un incontro commovente per entrambi, che esitò in un reciproco abbraccio in cui a stento trattenni le lacrime. Ci restarono così inevitabilmente in quest'ultimo lustro soltanto i messaggi inviatemi nelle feste comandate, Natale, Pasqua, inizio vacanze e fine vacanze, che via via aumentarono di numero e si fecero più frequenti con un netto cambiamento di argomenti e di atteggiamento. In un primo momento mi informavano quasi esclusivamente della sua salute e delle possibilità di terapia alternativa che scopriva. Erano messaggi di sfida alla medicina classica, che consideravo un nuovo nemico, visto che la medicina classica non le approvava queste cure, e erano anche una manifestazione di orgoglio per riuscire a cavarsela anche lontano da casa, cliniche svizzero-tedesche o situate nel sud Italia, nonostante il serio dispendio economico e l'eccesso di sforzo fisico che comportavano. Messaggi a cui rispondevo garbatamente, dicendogli che sapevo quanto fossero importanti per lui quelle cure, pur non rinunciando a fargli notare che molte di queste non le approvavo, neppure io sentendole dei veri ciapa ciapa, tesi a spremerlo e a illuderlo. La sua abituale reazione a queste mie osservazioni era: comprendo le sue buone intenzioni, ma anche la sua ignoranza. Al proposito,
A un tratto, tuttavia, la persecuzione e l'idealizzazione di queste nuove terapie si affiorirono e lui mostrò di accettare di più, senza infingimenti e sconti, la sua sofferenza, con un ottimismo talvolta superiore al mio. Un mutamento che lasciò un maggior spazio che cosa faceva a livello sociale, a me e a come passava le sue giornate. Un mutamento di tono che si intensificò quando nel 2019, non ricevendo nessuna mia risposta, telefonò a casa mia, venendo a sapere dalla Golf che ero ricoverato in ospedale e dunque impossibilitato a parlargli. Un evento che produsse un ulteriore cambiamento, giacché la mia malattia, e non soltanto la sua, divennero di lì in avanti centrali, facendogli assumere nei miei confronti una posizione di tenerezza e di affettuosità dichiarate, quasi la mia malattia, di cui volle sapere la natura, ci avesse ancora più avvicinati e legati l'uno con l'altro. Chiara prova di questo è la toccante lettera email di inizio dicembre 2021 che vengo a trascrivere. Carissimo professore, sono giorni che penso di dedicarle una canzone. Da parecchio Mirko scriveva canzoni che mandava agli amici. Qualcuna di successo, accettata da circuiti non solo amatoriali. Una canzone di Natale per l'imminente Natale. So che la imito, ma ora anch'io sono capace di scrivere canzoni e di cantarle, trovando per esse la musica adatta. Ma perché, si chiederà, mi è venuto in mente di fare ciò? Ho ripensato al suo gru-gru tirami su, espressione che 1000 volte mi ha proposto, cercando di farmi sentire meno straccio, giungendo anche a trasformarla in canto e canto con ritmo e timbri diversi a seconda delle circostanze. Non gliel'ho mai detto, ma questa frase e la sua canzone mi hanno reclamato alla vita e sono diventate parte del mio DNA, tanto che oggi l'ho resa mia e la canto quando sono scorato a terra, in proiezione trasformativa. È stata la sua opera di fine rammendo del buco e del vuoto al centro del mio essere. Rammendo, riparazione, che si è sostituito al mio reiterato lamento disperato, rimettendomi in piedi e in cammino e offrendomi l'energia che non avevo. Vorrei ancora confessarle, carissimo dottore, che a lungo ho pensato alla gru come un animale sociale che mette presto il suo piccolo nel gruppo perché impari attraverso il gruppo a vivere nel mondo dei suoi simili e a difendersi dai pericoli. Ma col tempo la gru si è trasformata per me in una cicogna che porta il bambino in bocca, sino che a questi non trovi dei genitori che lo adottino, dando l'avvio a una nuova nascita. Lo so che lei si è fatto gru tirami su, intendo qui largano, a causa del mio enorme peso, il peso di un adulto che non era affatto un neonato. Lo fossi stato, ma ero un adulto non ancora nato. Lo so che ha cantato questa canzone per aiutarmi e per non abbattersi lei stesso, tanto ero congelato e ritirato dal mondo degli altri. Verissimo, poiché il cantare mi serviva per modulare, stemperare, bonificare i numerosi istanti d'odio e di rabbia scatenatimi dal suo rendermi inesistente e privo di ogni capacità di essergli di aiuto. Anche se questi
li ho man mano utilizzati come quel rinvio che è necessario alla crescita affinché il bambino impari a sua volta a ringhiare di fronte a soprusi e sfruttamento. Anche Winnicott sostiene l'inevitabilità dell'odio e dell'offesa del caregiver, il quale tuttavia, pur senza negargli, non deve fare rappresaglie e farla pagare al bambino o al paziente. Anche per lui alcune ninna nanna, filastrocche e canzoni non sono altro che l'estrinsecazione del bisogno dei genitori di esprimere il loro odio quando essi non possono fare alcunché di quanto provano. Sono cioè modi per mettere in pausa il bambino, farlo dormire e creare così una pausa affinché essi possano riprendersi. Sanno poi bene gli psicoanalisti e gli psicoterapeuti infantili che cantare è pure un modo per richiamare al rapporto e alla realtà i bambini e gli adolescenti dello spettro autistico, come del resto è accaduto tra Mirko e me stesso. Non posso però nascondervi che tutto subito nel fare questo mi sono sentito un po' matto come lui, anche se osservavo che il cantare lo tranquillizzava, sembrando lentamente donargli, attraverso la mia libertà espressiva e immaginativa, una pari maggiore libertà di fronte agli aspetti che temeva che io e gli altri avremmo potuto considerare matti. Molta follia di Marco, infine, nascondeva in realtà un'intelligenza poetica che gli fu accessibile, allorché grazie al mio aiuto poté lui stesso trasformarla in prosa. Ho scritto: modificherò qualcosa di quanto portato alla vostra attenzione. In linea di massima no, se non segnalarvi alcuni nuovi suggerimenti bibliografici, dato che molta acqua è passata da quanto ho scritto le prime 3 parti del mio lavoro. Sostengo questo anzitutto perché l'applicazione clinica dei vari punti posti nell'iniziale premessa teorica a proposito dell'interpretazione e della comprensione dei movimenti inconsci di transfer e controtransfer, ivi comprese le azioni reciproche, intendo il campo di risonanza inconscio, il mettersi generosamente in campo senza paura di perdersi, il permettere che il campo continui a parlare. Tutto ciò mi sembra tutt'oggi valido e alla base del mio modo di concepire l'analisi, costituendo per me un modello utile per cogliere il rapporto intrapsichico e interpsichico del paziente con se stesso, con me, con gli altri e con la vita. Avrei perciò inteso tutto? Niente affatto, poiché come scrivi una vita cura una vita, inizi, maturità, esiti di una vocazione, un libro anch'esso essenzialmente clinico, ricco di metafore e immagini che diventano un ponte simbolico per raggiungere la singolare specificità dell'analizzando, rientra da anni nel mio stile di analisi di scrittura lasciare al paziente, al collega e al lettore la possibilità di metterci del suo e di completare con domande, considerazioni e tagli osservativi alternativi l'elaborazione di quanto io propongo e le inesorabili mancanze a cui sottostà qualsivoglia pensiero. Per quanto riguarda i nuovi suggerimenti bibliografici a cui prima ho accennato, oltre a Björk, Ferenc, Hyman e certamente Winnicott, che in queste pagine cito soltanto in nota, includerei molti altri autori
appartenenti in particolare o al gruppo degli indipendenti britannici, Bollas e Parsons per esempio, o alla scuola francese De Musin e Botella del 2001. La teoria è a ogni buon conto sempre un qualcosa che deve rimanere sullo sfondo, deve incarnarsi nell'esperienza dell'analista e in primis nella sua vitalità a far incontrare in ogni analisi la sua vita e quella del paziente. Ovviamente, anche se non cito le loro opere, Freud e Melania Klein sono coloro che mi hanno iniziato al mio modo di pensare psicoanalitico. Per terminare, nomino ancora alcuni libri che penso ci possano aiutare ad avvicinare gli aspetti umani ed esperienziali che si situano al di là del contenuto del linguaggio. Quelli di Rice e di Scarpone e il classico studio di Lieberman sugli stili di comunicazione appropriati a seconda delle situazioni dei pazienti. Un tema quest'ultimo che pure Semi ha ripreso parlandoci della tecnica del colloquio. A mo' di congedo, infine, un augurio che mi capita sovente di ripetere a specializzandi, candidati e colleghi: che la ferita si faccia e diventi feritoia per ampi membri della coppia analitica. Ritengo sia avvenuto per l'appunto questo nella lunga analisi da me descritta. Ecco, io ho finito. Grazie. Siamo a quel secondo momento, quello da te auspicato, dove gli altri mettono del proprio, fanno domande, introducono elementi e arricchiscono in questo modo sia per te la possibilità di pensare, sia il loro stesso pensiero. Quindi immediatamente cominciamo a dibattere. Chi vuole intervenire alzi la manina elettronica e non perdiamo tempo, visto anche che abbiamo cominciato in ritardo. Giuliana Campanella. Rompo sempre il ghiaccio. Brava. Allora, sono talmente tante le cose che c'è l'imbarazzo della scelta. Dico qualcosa a caso. Allora, mi ha colpito molto il titolo, il nome dell'aereo Concorde, e sembra che ci sia come un andamento, come dire, oscillatorio fra la simmetria e l'asimmetria, fra la specularità. Ecco, è come se ci sia questa, il paziente stesso lo dice, no? Che sente una richiesta di doversi accordare al linguaggio dell'analista e che sente questa lingua straniera, si sente colonizzato. Allora io credo che sia importante il fatto che questo Mirko viene dalla ex Jugoslavia, che si è esiliato, e che la filastrocca che canta questo addetto al giardinaggio, mi sembra, è la lingua madre, e quindi c'è tutto il discorso della lingua madre, la filastrocca, il canto e dell'accordarsi. Ecco, questo aereo che si chiama Concorde, no? Ecco, come accordarsi e come concordare, no? Se all'analista e l'analista al paziente. Poi mi aveva colpito questo incidente della macchina, che mi viene da dire un incidente quasi psicosomatico, insomma, no? Ecco, un ragazzo privo di spina dorsale psichica, che però, guarda caso, si va proprio a rovinare il corpo anche, no? Franco parlava di ascolto corposo, sembra che il corpo
prende molto spazio, è molto presente nella stanza d'analisi, no? Anche il fatto che ci sia un'andatura, un camminare, uno sdraiarsi, uno stare in piedi, un camminare addirittura sulla punta dei piedi. Però ecco, quello che mi lascia incuriosita è quando lui dice che, tu dici che lui è uscito dal carcere psichico e per entrare nella malattia somatica si fa la sclerosi multipla. Ecco, allora questo salto, questo passaggio che tu dici, come se uscire da un carcere psichico possa portare ad un carcere somatico, ad una malattia. Ecco, io sono sempre molto interessata al tema mente-corpo, no? A parte il fatto che appunto avendo fatto un'analisi con Gardini sono sempre stata interessata a tutti. Grazie Giuliana. Sì, un altro titolo del lavoro poteva essere come accordarsi e come concordare. Ah, bello, sì. Tutto il lavoro che si è fatto è stato trovare un modo per accordarsi e concordare senza che lui si sentisse ferito e anche diventando più attento nel poter ferire me con questi suoi atteggiamenti molto difensivi. Poi il corpo è stato sicuramente molto centrale. Il problema è stato come connettere insieme il corpo e la mente, perché questi viaggiavano separatamente. La mente lui la usava come una difesa, ma la sofferenza corporea era enorme. Io lì non ho più presente, adesso è tardi, il passo che tu hai citato, che me lo ricordo, ma non mi ricordo poi che cosa dico, ma il paziente era incarcerato in un corpo non connesso con la sua mente, un corpo irrigidito da queste difese mentali che metteva, che erano un attacco anche a ogni possibilità di sentire il corpo come una realtà. E lui fa una negazione anche quando si scopre la sclerosi multipla. Lui porta tutti i medici non specialisti sulla strada sbagliata, perché non vuole assolutamente intendere il corpo come una realtà centrale di cui lui deve occuparsi. Per ora ti direi questo, Giuliana. Ok, grazie. Però si occupa del gatto e lo cura molto bene. Sì, ma lì eravamo già in un periodo dove c'era più simpatia, perché interessandosi del gatto e di tutti i bisogni del gatto, lui era diventato anche più simpatetico con gli umani e anche col sottoscritto. Eravamo già in un periodo meno ostico della sua analisi. Qualcuno vuole intervenire? Allora, mentre gli altri ci pensano, ti pongo io una questione. Do la parola a Gemma Zonchini.
io intervengo dopo per tappare i buchi. Gemma. Vabbè, potevo anche aspettare, non ti preoccupare. No, stai tranquilla, parla. Senti, siccome appunto sono lezioni sul metodo, a me mi era venuto in mente chiedere a Franco, peraltro questo caso è molto interessante, mi è molto fatto pensare delle cose belle, insomma. Mi era venuto in mente di chiedere a Franco quali sono le sue idee di metodo applicate a questo caso clinico, lo ripeto, molto interessante, ma anche molto intrecciato di tante cose, no? Allora, per esempio, se io mi dovessi fare una fantasia, io penserei che Franco ha lavorato sui rappresentanti affetto, cioè su quel qualcosa che, come dice Green, precede la possibilità di costruire i rappresentanti della rappresentazione e i rappresentanti dell'affetto, cioè come su una sorta di nucleo primario in cui non è possibile distinguere l'aspetto pulsionale dall'aspetto rappresentativo, no? E allora mi chiedevo se Franco poteva essere d'accordo con questa osservazione o se ci poteva far comprendere meglio, no? Che cosa lui aveva applicato come metodo a un caso clinico così complesso, dove molti aspetti si intrecciano: la dissociazione mente-corpo, la presenza di nuclei gravi del funzionamento mentale, che potremmo definire a maglie molto larghe come nuclei gravi, ma anche invece la presenza di una capacità di mobilizzazione dello psichico, no? Per cui mi incuriosisce chiedere a Franco, lui come ha visto il metodo che ha applicato a questo caso clinico, che peraltro secondo me ha fatto grandi passi avanti, pagando anche grandi prezzi, grazie proprio all'aiuto di Franco. Gemma, io sono d'accordo che questo caso è stato trovare una via per reintrodurre l'affetto rispetto al quale il paziente non aveva strumenti neanche per intenderlo. Quindi hai ragione a citare André Green. La mia parte più teorica, metapsicologica se volete, ma è quando parlo dei vari punti, 5 punti che contraddistinguono la mia personale prospettiva di campo. Poi io ho sempre avuto una difficoltà, devo dire, a fare dei discorsi più metapsicologici. Sono sempre trovato meglio a parlare dei miei casi, cercando di spiegare il mio lavoro attraverso i miei casi. Quindi in questo senso è molto differente dalla più parte dei lavori fin qui presentati, perché la metapsicologia è ridotta e impoverita, mentre l'aspetto clinico la fa da padrona nella mia esposizione. Sì, non ti volevo portare su un terreno che non gradisci, non era questo il punto, ma facciamo insieme forse una riflessione di metodo, no? Insomma, questo è un pensiero che poi mi ha suscitato il tuo scritto invece, che non mi sembra affatto uno scritto ametodico, no? Ma al contrario mi sembra uno scritto che contiene come implicitamente un metodo, no? E questa cosa mi aveva incuriosito, no? Perché per esempio mi avevi riportato anche alla mente una discussione che abbiamo fatto con Balsamo, no? Che parla di questo posteggiamento metonimico, no? L'interpretazione intesa come spostamento di piccole quantità affettive per avvicinamenti anche sonori, di assonanze di frasi, di aggiungere piccole cose, no? Che mi sembrava proprio
il lavoro che avevi fatto tu e che mi sembrava essere collegato proprio a questa capacità di sbozzare dall'eccitamento un affetto per poi giungere alla rappresentazione, no? Che mi sembra interessante se fosse questa la tua posizione metodica, perché in fondo rovescia il metodo freudiano, no? Eppure raggiunge tutta una fetta di dimensioni cliniche che altrimenti non raggiungeresti, no? In questo senso facevo un po' questa osservazione. E avete scritto qualcosa con Balsamo su questo aspetto? E abbiamo discusso veramente un suo lavoro, l'ha scritto lui, io l'ho trovato molto interessante, io poi ho scritto un'altra cosa da un'altra parte, ma c'entra meno con questa questione. Però mi avevi fatto venire in mente questa dimensione metodica che serve appunto a raggiungere patologie che altrimenti non raggiungi, perché se non c'è un quanto di affetto che grazie al lavoro analitico si riesce a definire e a mobilitare, non si costruisce neanche la rappresentazione. E quindi questo nel tuo scritto mi sembrava un aspetto di metodo molto interessante che avevo trovato consonante con questa osservazione di Balsamo, scritta in un articolo suo di Balsamo. Sì, beh, ti ringrazio perché sia il tuo ricordare cosa dice Green a proposito di questo tipo di pazienti e il tuo parlare di questo procedere per piccoli allargamenti di affetto non invasivi, mi sembra tutte e due siano azzeccate rispetto al mio lavoro clinico con Mirko, che è stato un procedere passo a passo. Ci è voluto anche una marea di tempo, ecco perché è un'analisi che contando dai primi incontri alla fine sono 30 anni e più. Questo dà anche l'idea della rigidità del paziente quando l'ho incontrato, e poi forse anche la mia, che c'ho mia moglie che mi dice anche la tua, perché insomma in queste tragitto molto lungo anch'io sono cambiato rispetto ai primi tempi in cui lavoravo con lui, e devo dire che è anche un caso da cui ho appreso molto, ecco. Ma vuole intervenire Salvatore Russo, però se mi permetti vorrei agganciarmi con qualcosa che si lega a quello che diceva adesso Gemma. A parte una considerazione che credo che tutti noi siamo molto diversi da quando abbiamo cominciato. Quando, che ne so, 30 anni fa, 35 anni fa abbiamo iniziato a sperimentarci come analisti, credo che eravamo molto diversi. Credo che il poter pensare i percorsi che ciascuno di noi ha fatto, credo che sarebbe un'illustrazione della riflessione sul metodo che meriterebbe di essere fatta. Però volevo collegarmi a quello che diceva Gemma, perché una cosa mi aveva colpito, Franco, e volevo chiederti. Tu all'inizio hai descritto il modo di presentare i pensieri di Mirko nei termini di peregrinazioni ideative. E ti volevo chiedere, perché è collegata questa questione a quello che diceva Gemma, perché mi sembra che tu abbia fatto riferimento ad una trasformazione per cui ciò che non era associazione libera, ma era un peregrinare ideativo, e ti vorrei chiedere se ti riesce di definirlo meglio, perché è estremamente importante questo, perché ai fini del riflettere sul metodo è, credo, di estrema importanza il poter distinguere
ciò che realmente è associazione libera da quello che invece è un ingorgo di pensieri, esattamente come è un ingorgo di eccitamento. Per questo lo legavo anche a quello che diceva Gemma, perché se c'è la necessità di un passaggio da un eccitamento ad un affetto, c'è anche la necessità di organizzare progressivamente un passaggio da una peregrinazione col pensiero ad un libero movimento del pensiero. E volevo chiederti proprio se quella annotazione che tu avevi fatto di passaggio poteva significare questo anche per te. Le associazioni libere sono iniziate quando Mirko è diventato maggiormente sociale e relazionale, perché le associazioni libere sono sempre riferite a qualcuno, non sono un espellere fuori dei pensieri dove non c'era nessun collegamento, ad esempio con me o con lui stesso, ma quando Mirko diventa più capace di socialità e di interazione, lì iniziano le associazioni libere. Ci sono anch'io presente, mentre prima io non ero presente nella sua ideazione nomadica. Stai dicendo l'associazione libera prevede l'esistenza dell'oggetto per il soggetto, Esatto, sì, altrimenti non può esserci associazione libera. C'è sì. fuoriuscita di contenuti che non Sì. coincidono con l'associazione libera. Credo che questo Esatto. sia un elemento anche dal punto di vista teorico di Sì. non piccola importanza. Per me è centrale. Il lavoro con lui è stato portarlo a capire che c'ero io insieme a lui e che i pensieri non potevano essere solo delle espulsioni, dei salti da una parte all'altra, ma dovevano tenere conto di lui e di me. Cioè deve essersi costituito anche un setting, potremmo dire. Sì. O un campo, per usare i tuoi termini. Totò. Perché il campo, scusa. Il campo prima era più nella mia mente che nella mente di Mirko. Era tutto da costruire. Totò. Dunque, io non so se riesco a comunicare bene perché ho difficoltà. Volevo ringraziare moltissimo il collega che non so se si ricorda di me. Noi siamo compagni di scuola, Sì. Forse non delle elementari, ma io ho frequentato nello stesso periodo il centro milanese di psicanalisi. Sì, e io ricordo che tu eri bravissimo, che tu studiavi molto, che conoscevi tutti i testi, io invece sono un po' l'asino di cui hai parlato tu. Nel senso che non solo non ho letto tutti i tuoi libri come il tuo paziente, ma probabilmente anche molti degli autori che tu hai citato, io li ho letti, un po' conosciuti, però poi, diciamo, mi sono dedicato prevalentemente a un lavoro psichiatrico con pazienti molto gravi. E la mia scuola di psichiatria è De Martis, poi ho fatto l'infantile sempre a Pavia con un neurologo che era molto bravo e alla fine mi sono occupato prevalentemente di pazienti molto gravi. Ma dico questo perché la storia si intreccia. Il campo profughi di cui tu parli era a Jesolo, penso, e in quel periodo io ero responsabile del servizio
di San Donà e Portoguaro, e mi ricordo la difficoltà perché erano gestiti da militari, da medici militari, e non c'erano solo nomadi, c'erano gente che si era anche ammazzata, figli, cioè croati, e là sono stato molto aiutato da Fonda e da Yogan, che mi hanno dato anche delle supervisioni su pazienti di questo tipo. Ma quello che io volevo chiederti, alla fine, questa psicanalisi, a cui io credo ancora, benché ormai vecchieggiante e fuori da... Il transfer si risolve mai? Alcune delle cose che tu dici oggi, cioè, mi avrebbero fatto bocciare anche come allievo, nel senso che questi aspetti affettivi, questa fuori dal setting scrivere o immaginare, le emozioni controtransferali che tu in modo magistrale mi hai aiutato a capire, e te ne sono grato, perché benché ormai fuori uso continuo a considerarmi uno psicanalista, nel senso che molte delle attività che sono state svolte a livello individuale, e che per carità tutti gli autori che tu hai citato hanno fatto questo, sono stati istituzionalizzati in delle attività che erano il gruppo musica, il gruppo cinema, il gruppo addirittura di alfabetizzazione per gli stranieri, con l'apporto di assistenti sociali, psicologi, educatori, e con delle supervisioni anche analitiche. Ecco, e questo credo che sia una strada, perché in questo momento la mia idea è che la psichiatria in Italia è allo sbando, cioè nel senso che oltre ai farmaci e agli MS5 non si va. Allora io, come ammiratore della tua relazione, ti chiedo come l'aspetto affettivo abbia in fondo consentito di trasgredire. Dopo sono d'accordo, Campanile è bravissimo, dice sì, ma le associazioni, se l'oggetto non è costituito, però in fondo il protosensoriale di un bambino, ma anche pensiamo ai bambini, i neuropsichiatri infantili e gli psicanalisti dei bambini ci insegnano, ai bambini che hanno dei deficit fisici reali, non soltanto autistici. Cioè, com'è che possono accedere al simbolico e alla relazione? Quindi io ti ringrazio, smetto di parlare perché io sono ormai sempre una marcord delle cose passate, però ti domando, il transfer si risolve mai? Perché io penso ancora al mio analista stramorto, al mio professore di psichiatria De Martis, e mi risparmio i miei genitori e i miei nonni e tutta la... e me li sogno a tutt'oggi. E quindi, come mi diceva uno dei miei supervisori, diceva, sa, qualche volta io avrei nostalgia di potermi sdraiare io sul lettino, era un supervisore molto bravo a Milano, e di poter anch'io ogni tanto recuperare il mio mondo interno. Ecco, ti ringrazio ancora. Ma io ti ringrazio te per l'intervento, ti ricordo benissimo, però sono passati così tanti anni che la persona che hai conosciuto tu, molto studiosa, perché lo sono anche stato, ho sempre anche amato leggere molto, però devo dire che io ho anche presentato dei lavori simili a questo per diventare analista di training, dicendo io lavoro così e voglio che voi vediate come io lavoro. Mi hanno fatto analista di training nonostante questo modo di pormi. Il mio analista... O forse proprio per questo? Scusami? O forse proprio per questo, perché credo vadano anche sfatati certi miti. Sì, sì, certo. Il mio analista Ferradini distingueva le dissociazioni libere e che dicevano che erano molto abbondanti nelle serate milanesi, dove ciascuno partiva su una sua linea
ma in qualche modo collegandosi a qualcosa che era stato detto dalle associazioni libere. Quindi l'ideazioni continue del mio paziente erano dissociazioni libere, se si vuole, non associazioni libere, e tali sono state dopo molto tempo. E poi la domanda di Salvatore, ma il transfer si risolve o non si risolve, è qualcosa di molto difficile a dire, ma anche a risolversi. Il transfer continua, i pazienti continuano a essere dentro di te, tu sei nella mente dei pazienti. Quando sono stati rapporti intensi, questi rapporti continuano dentro ciascuno dei due, del paziente come nell'analista. Grazie. Proprio in questi giorni ho ricevuto una lunghissima lettera da una mia paziente che non sentivo da moltissimo tempo. Io avevo detto a qualcuno che la conoscevo, che la conosceva, che avevo anche cercato di scrivere, perché questa è anche una collega, ma lei non mi aveva mai risposto, per cui io mi ero ritirato. Poi ho scoperto, grazie a questa lunghissima lettera, che io avevo un'email sbagliata, per cui scrivevo un indirizzo email dimenticando una lettera, e quindi lei non aveva ricevuto niente delle mie risposte. Aveva ragione, però dopo tanti anni adesso mi prospetta che quando se la sentirà mi verrà a parlare di alcune cose che sono cambiate nella sua vita, che ci terrebbe a dirmi, ma non si sente ancora pronta di farlo. E questa è una collega che io ho avuto tantissimo in mente, perché mi chiedevo come mai dopo il rapporto intenso che avevamo avuto, lei non aveva... Scusi? Dopo il rapporto intenso che avevamo avuto, come mai non mi aveva mai risposto? Cosa diceva la persona prima? No, era semplicemente un microfono dimenticato acceso. Ho capito. Giuliana, tu avevi detto che avevi varie cose, e se ne vuoi aggiungere, visto che non c'è nessuno che si è messo in nota. Ma non lo so, stavo pensando a questa torre di Pisa. A questa torre di Pisa perché deve cadere la torre di Pisa? Oddio, la batteria è che scarica, mi si sta scaricando. Non il collegamento. Scusa, è qualcosa che si sente che parlo o no? Sì. Ah, però c'è scritto batteria scarica, non so perché. No, non ho capito bene. Quando parli della torre di Pisa che cade, che è questa apertura a parlare della morte, in fondo, no? Ecco, come dire, non so se questo è accaduto prima della tua malattia, perché tu parli poi a proposito di concordia, accordarsi, simmetria, parli anche di essere stato in ospedale.
e che quindi lui non poteva comunicare con te, no? E quindi, come dire, anche io sono stato malato. Allora mi chiedevo se questa metafora della torre di Pisa che cade e che è un preludio alla morte era precedente al tuo ricovero successivo. Non ho capito i tempi, ecco. No, ma questo era prima. Le torri di Pisa non cadono, ma le torri di Pisa umane prima o poi cadono perché si muore. Il mio computer mi si sta scaricando. Io comunque ero molto pimpante, ecco, in quel periodo, e dopo che le cose sono molto cambiate. Adesso. Scusami, ero alle prese con i fili. A proposito dei fili e della luce, che non deve essere troppo forte, è meglio nella penombra. Non ho sentito bene quello che stavi dicendo, scusami Franco. Ma io dico al paziente che le torri di Pisa umane prima o poi cadono, vanno anche incontro al deperimento, alla morte. Mentre lui era in una prospettiva che la morte non c'era, la realtà del corpo non era importante, c'era una negazione totale di questi aspetti. Beh, poi quando al momento in cui lui telefona e le viene detto che io sono in ospedale per questo, non avevo risposto, e poi lì sono passati molti anni, ecco, quando poi è successo questo. Ho capito. Avevamo finito da tanto e ci sentivamo, come ho detto, inizio vacanze, fine vacanze, Pasqua, Natale, Capodanno, e in tutte le festività. Beh, poi io sono diventato anche molto malato. Beh, mi sembra che l'abbraccio che c'è stato è molto bello, no? L'abbraccio è commovente. Sì. Sì. Quello è il commiato proprio, l'abbraccio. Perché lui era in carrozzella e poi voleva alzarsi in piedi, insomma. Poi c'erano da ambe le parti dei sentimenti molto intensi. Sì. C'è Maria Tallandini che vuole intervenire. A te la parola, Maria. Devi accendere il microfono. Ecco. Volevo ringraziare moltissimo questa bellissima relazione. Sono stata anch'io una compagna di classe. Sì, ti ricordo anche te. E mi veniva in mente questa fondamentale disgregazione di questo ragazzo bambino che è rimasto, insomma, anche fino alla fine un bambino ragazzo, no? E che mi pare abbia proprio un'origine, questa disgregazione dell'oggetto iniziale, totale, questa non composizione di mente-corpo se non in un momento di distruzione in qualche modo, no? E, legato ad una situazione purtroppo terribile di quella parte del mondo, e il senso di ritrovare in te una connessione malata, se vuoi, o di qualsiasi tipo, ma
che per qualche tempo, a mio modo di vedere, è esistita soltanto perché riusciva a parlare con te. E quindi questo tuo metodo che nasce da una spontaneità, da una conoscenza, da una competenza approfondita dei testi sicuramente, ma anche da una tua spontaneità estrema con questo paziente, in cui la riflessione teorica, come dire, elaborata dentro di te quasi come un'unità inscindibile da te stesso. E ti volevo ringraziare. Grazie. Io devo dire che ho avuto anche un'esperienza lunghissima con Zamparoli, da cui ho imparato molto, e anche ho imparato a essere meno difeso, perché con Zamparoli se tu giovane eri molto difeso, cominciava a spotterti, faceva i matrimoni tra i pazienti molto gravi e gli analisti imberbi, quindi lui è stato un grosso punto mio di riferimento per diventare più spontaneo e meno armamentato e difeso anch'io. Ma sai, una volta a me Zamparoli disse: senta, se lei ha paura, vuol dire che ha di fronte uno psicotico. Quindi le esperienze, no? Si passano così spesso attraverso appunto la presenza e le parole che si ritrovano nei libri. Sì. Maria Paola Ferrigno. Sì, grazie. Anch'io mi aggiungo ai ringraziamenti. Mi collego anche a quello che ha appena detto Anna Talandini, no? Cioè, mi pare che Franco Borgogno ci abbia portato una psicoanalisi molto umana, dove il paziente diventa un figlio. La fantasia che io ho fatto è stata quella di un'adozione, come se Borgogno lo avesse adottato, questo Mirko. E ho trovato molto commovente Cascalasino, quello stralcio del Cascalasino, perché a proposito di adozione ho avuto proprio la sensazione che quel paziente potesse transitare dall'aereo, che sarà pure un Concorde, ma comunque ci sono dei nazisti, alla macchina, all'automobile dove c'è una mamma di buon umore e dove si può giocare all'asino che vola, no? E quello mi è sembrato veramente un momento fortemente affettivo, dove è vero che ci dobbiamo occupare di metodo, però mi pare che Borgogno abbia fatto riferimento ad un metodo e ad una teoria talmente incarnate che quasi non si notano. Volevo dire questo, grazie. Grazie Maria Paola. Sì, il mio paziente è come se fosse da un certo punto diventato come un mio figlio adottato da me. Così faceva Winnicott. Sì. A me verrebbe da dire anche viceversa, però. Che anche lui ha adottato me. Un'adozione reciproca. Sì. Poi questo scritto risale a 1 anno e mezzo fa,
rapporto continua, le missive continuano. Sentite, abbiamo superato le 11. Possiamo essere soddisfatti. Ti ringraziamo, Franco. Ringraziamo tutti. Direi che se non ci sono altri che vogliono intervenire, ci auguriamo la buonanotte. Il prossimo incontro sarà il 9 giugno, sarà il 10° e quindi l'ultimo. Avremo la lezione di Antonino Ferro, che avrà come titolo Campo onirico, personaggi della seduta e griglia negativa. Ci vediamo il 9 giugno, grazie ancora Franco, buonanotte a tutti. Io volevo ringraziare tutti e tutte le persone che sono intervenute, che mi hanno mostrato l'attenzione che hanno dato alle cose che ho scritto e ho detto, e questo mi ha molto commosso e fatto piacere. Quindi ringrazio Giuliana Campanella, Te Patrizio, Gemma Zontini, Salvatore Russo, la Tallandini, la Ferrigno. Bene, nonostante l'inizio che è stato drammatico, perché non riuscivo a connettermi da nessuna parte, abbiamo avuto molti partecipanti. Sì, sì, e siamo più di 50 ancora adesso, anche se è tardi. Bene, grazie a tutti. Grazie a te e buonanotte a tutti.